Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate come si snoda la filosofia, di cui abbiamo già provato a raccontare molte cose in puntate precedenti, quando abbiamo visto un po' più nel dettaglio alcuni filosofi. La filosofia nasce per questo sentimento del fatto di essere umani, il sentimento del fatto di sentirsi tutti appartenenti a qualcosa che è più grande e che trascende le condizioni economiche, sociali, psichiche di ciascuno. Al di là della nostra storia, al di là dei nostri percorsi, al di là dei nostri cammini, siamo uomini, siamo esseri umani. Ed è questo che in qualche modo sarà l'oggetto della filosofia. La filosofia cercherà di indagare l'umano, cercherà di indagare questo essere uomini, cercherà di indagare la meraviglia del fatto che l'uomo c'è, utilizzando un metodo rivoluzionario, il metodo della ragione, col pensiero. Non raccontando storie che spieghino in qualche modo l'origine dell'uomo, quella era la mitologia, non raccontando formule, riti, organizzazioni antiche che rendano conto di quello che c'è oggi. No, la filosofia cerca attraverso il pensiero di capire di più l'uomo e lo fa in diverse epoche, in diverse modalità. La filosofia arcaica, la filosofia antica, la filosofia che viene prima di Socrate si divide in grandi scuole. La prima grande scuola è quella di Mileto, legata alla città di Mileto. E abbiamo raccontato, e lo rivedremo nelle prossime puntate, cosa fanno Talete, Anassimandra e Anasimene a Mileto. Poi abbiamo la scuola dei Pitagorici. I Pitagorici sono quasi una setta, quasi un culto religioso vero e proprio, che si sviluppa nell'Italia meridionale attorno a Crotone. Poi abbiamo gli Eleati. Gli Eleati sono coloro che seguono Parmenide in questa cittadina, colonia, a sud di Paestum, in Campania, e qui fondano una comunità filosofica importantissima. Poi abbiamo gli Empedoclei. Gli Empedoclei sono coloro che seguono Empedocle, che sono i grandi antagonisti di Parmenide. Parmenide, vedremo, è il filosofo dell'essere, dell'unità, e Empedocle è il filosofo del molteplice. E poi infine ci sono gli atomisti, i pluralisti, di cui forse il nome più importante è quello di Democrito. Ecco, queste 5 grandi scuole filosofiche si porranno questa domanda: che cos'è l'uomo? E a Mileto diranno che l'uomo dipende da un'origine, da un arché. Tra i pitagorici si dirà che l'uomo è ritmo, l'uomo è come l'eco di un numero, di una proporzione che si ripete. Tra gli Eleati si dirà che l'uomo è, ed essendo qualcosa che è, va guardato per quello che è, un essere. Empedocle dirà a suo beneficio più avanti che gli Empedoclei diranno che l'uomo è molteplicità, è complessità, che tutto scorre nell'uomo, che niente è fisso nell'uomo. E infine i pluralisti e Democrito diranno che l'uomo non è altro che un aggregato di materia. Di fronte a queste risposte l'animo umano si interroga, rimane provocato e colpito. Ma è questo che fa la filosofia: suscitare domande attraverso apparenti risposte. Lo vediamo qui, sempre a Storie.